Risorgiamo Italia, questo è il nome della protesta che ha visto protagonisti bar e ristoranti, ma anche pizzerie. Gli imprenditori della provincia di Agrigento, così come nel resto d'Italia, chiedono la riapertura del settore. Ieri sera alle 21 queste attività hanno simbolicamente alzato le saracinesche, acceso le luci, apparecchiato un tavolo. Un modo per richiamare l'attenzione, una protesta silenziosa sulle gravi difficoltà che sta vivendo il settore dall'inizio dell'emergenza coronavirus. L'1 giugno è la data prevista dal governo per la riapertura di queste attività, ma ieri era già troppo tardi e tra un mese potrebbero non riuscire a riaprire. Capofila della manifestazione in provincia è il comune di Racalmuto. Lì c'è stata un'adesione massiccia al flash mob, ma anche altri esercenti del capoluogo hanno aderito. Chiedono ai sindaci di farsi carico e portavoce della grave crisi che attaglia il loro settore. Simbolicamente affidano ai primi cittadini le chiavi dei locali per consegnarle al Premier Conte. Vogliono essere inseriti nella fase 2 che partirà il prossimo 4 maggio. Desiderano poter lavorare, ripartire. Poi le luci dei locali si sono spente, le saracinesche si sono abbassate, ma si è accesa la speranza di ricevere una risposta. Ma c'è anche chi lamenta la mancanza di presupposti economici per poter ripartire, per poter riaprire la propria attività. Si sta discutendo in questi giorni delle probabili misure di sicurezza che dovranno essere adottate dai locali al momento della riapertura, dai pannelli di plexiglass al distanziamento dei tavoli ai turni. Molti titolari di ristoranti, bar, pasticcerie, lidi balneari sostengono che si tratti di misure insostenibili per la gestione ordinaria di un locale, oltre a risultare insopportabili dal punto di vista economico. Ripartire sì, ma quando e come è tutto da vedere.